C'era una volta, a Roma, un uomo di straordinaria virtù. Fin dalla nascita dimostrò una mente brillante e un cuore grande. La sua energia era quella di un vero romano, instancabile, forte, sempre pronto a lottare per ciò che era giusto e vero. Questo uomo, chiamato Gregorio, sentì fin da giovane un profondo amore per Dio. Decise di dedicare la sua vita alla meditazione e alla preghiera, cercando di avvicinarsi sempre di più al divino. La sua devozione lo portò a vivere in un monastero, dove trascorreva le giornate in silenzio, immerso in una pace che solo la fede può donare. Ma il destino aveva grandi piani per lui. In quel tempo il mondo era un luogo turbolento. Le terre erano attraversate da guerre e conflitti e la fede cristiana era ancora giovane e fragile. Gregorio, con il cuore colmo di amore e speranza, capì che doveva fare qualcosa. Sentì una chiamata più alta. Doveva portare la luce del Vangelo a quei popoli smarriti. Con la penna e il cuore scrisse parole che toccavano l'anima. Le sue lettere, cariche di saggezza e verità, si diffusero rapidamente. Le sue parole erano come un balsamo per le ferite di chi soffriva, come una guida per chi era perso. Ogni frase era intrisa di una dolcezza che solo un padre amorevole può avere per i suoi figli. Nonostante le spade dei nemici circondassero Roma, Gregorio non si lasciò intimorire. Era un uomo di Dio e sapeva che il potere della fede era più forte di qualsiasi arma. Mandò i suoi discepoli in terre lontane, nei regni dei Franchi e dei Goti, nelle isole degli Anglosassoni, per portare la parola di Dio a chi ancora non la conosceva. Gregorio non era solo un uomo di preghiera. Quando Roma fu assalita, si rimboccò le maniche e difese la città con coraggio e determinazione. Guidò il popolo, proteggendo le regioni minacciate dalla guerra, e offrì aiuto a chiunque ne avesse bisogno. Il suo cuore era così grande che si preoccupò anche delle terre lontane di Oriente. Lottò contro l'orgoglio e l'arroganza dei potenti, cercando sempre di mantenere la Chiesa unita. La sua pazienza e umiltà erano come un faro nella notte, guidando chiunque volesse avvicinarsi alla vera fede. Con il passare del tempo, grazie a Gregorio, scomparvero le superstizioni e le eresie. La luce della verità brillava sempre più forte. Anche se il cammino era difficile, Gregorio non si arrese mai. Continuò a scrivere, a pregare, a guidare. Ogni giorno era un dono che lui sfruttava al meglio per avvicinarsi sempre di più al cuore di Dio. Infine, quando il suo corpo fu stanco e il suo cuore pieno di meriti, Gregorio si addormentò nella pace del Signore. La sua anima volò in alto, verso il cielo, lasciando un mondo molto migliore di come lo aveva trovato. La sua vita, un vero esempio di amore e dedizione, rimane una delle pagine più belle della storia. Gregorio, il grande santo, vive ancora nei cuori di chi crede, come una stella che brilla nel firmamento della fede. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.